Secondo giorno qua ad Adria, tornassi in piazza, il nostro amico Paolo Marani, guarda qua abbiamo anche lo sponsor. Ormai siamo progrediti. Paolo Marani è veramente un figo. Cliccare così. Prego. Allora, abbiamo ieri parlato di elezioni regionali, l'abbiamo parlato anche in funzione di questa mascherina qua, perché abbiamo detto in periodo di Covid, anche fuori onda, parlavamo come le cose stanno cambiando, anche i rapporti umani, eccetera, eccetera, eccetera. Certo. Però sostanzialmente, almeno quello che vedo io, stanno cambiando molto anche l'economia, nel senso che qua siamo ad Adria, giri per il Corso, che è sempre stata zona commerciale importante, da un paio d'anni a questa parte tante attività hanno chiuso, tanti negozi chiusi, ma col Covid un altro colpo di grazia, sul gazzettino di pochi giorni fa c'era Venezia si sta chiudendo oppure sta svendendo a cinesi, russi eccetera, quindi stiamo perdendo un pochino anche di identità commerciale. Sì. Allora, che dire, che fare e come la vedi tu questa deriva? Potrà essere fermata oppure secondo te è una deriva che è irrefrenabile, tipo una frana? Parto dall'ultimo punto. È una deriva assolutamente frenabile, ma deve accadere un evento, e cioè la distribuzione massiccia appena lo troveranno, del vaccino. Il vaccino antidoto. Solo quando il vaccino sarà distribuito massicciamente assisteremo probabilmente anche a un rimbalzo, cioè ora in difficoltà, poi una nuova rinascita. Però nel frattempo? Nel frattempo è dura. Perché per esempio adesso siamo ad ottobre, effettivamente basta fare un giro in qualsiasi città, non solo del Polesine, che forse il Polesine è un pochino più debole rispetto ad altre zone, però fai un giro in qualsiasi città, i negozi sono vuoti, sicuramente vengono fuori da una primavera-estate tremenda. Primavera-estate tremenda. Adesso la gente ha paura perché ha paura a muoversi, ha paura di contrarre e anche paura di cosa ci sarà dopo. Ha paura di cosa succederà dopo, il risultato c'è una contrazione. Appena, io sono sicuro di una cosa, appena verrà distribuito, cioè verrà trovata l'efficacia, provata l'efficacia e verrà distribuito l'antidoto o vaccino, da quel momento in poi ci sarà un rimbalzo enormemente positivo. Però il problema delle attività che chiudevano, siamo ad Adria e Adria sono già 3-4 anni che i negozi sono così in maniera asfittica e non stanno lavorando, era strutturale, nel senso che il commerciante apriva l'attività e non guadagnava, e quindi non guadagni un anno, 2-3, il quarto anno cedi. Certo. Il fatto stesso che molte aziende anche importanti del nostro territorio stiano fallendo, hanno portato i libri in tribunale, penso che non sia solo questione della mascherina o del Covid, ma questo ha inciso sicuramente per accelerare. Quindi per frenare il tutto, senza considerare il Covid, senza considerare, io per esempio pensavo, perché quando uno fa un'attività non gli dai 5 anni di tempo e di tregua fiscale? Hai ragione, questa è una cosa che deve fare il governo. Che dovrebbe fare il governo, gli dai una tregua fiscale di 5 anni, per 5 anni non paghi assolutamente niente, tanto i soldi li hai già tirati fuori. Il governo ha avuto un'idea che onestamente non sembrava neanche del governo, sembrava un'idea di Berlusconi, quella dello sconto per i lavori di ristrutturazione con il 110% di credito. Quello lì è una roba eccezionale, quando si rimetterà in moto è piena di un po' di trappole burocratiche, ma se si trova la strada darà risultati straordinari. Per il settore del commercio, che è stato il più massacrato dalla vicenda non solo del Covid, anche dalla crisi precedente, la tregua fiscale per alcuni numeri è indispensabile, speriamo la capiscano, perché il vero problema è capire che una parte dei tuoi settori sono in difficoltà, sai, comprendere, diceva Einaudi, conoscere per comprendere, ma se non conosci... secondo te questo tipo di governo lo può comprendere? Ce la fa comprendere? Una minoranza lo comprende, una minoranza, sì. Però sono positivamente orientato al fatto che avendo approvato la norma del 120%, 110. Scusami, sono stato troppo ottimista. Sì. Quella del 110%. Una mano.
Quella del 110% vuol dire che vi è un orientamento intellettuale che si muove a favore delle imprese. Però un conto sono le imprese di costruzione e tutto ciò, l'ammodernamento, e un conto è la gestione dei negozi. Però ci vuole uno shock e non porta neanche via tante risorse. Arriveranno tanti soldi dall'Europa che dovrebbero essere sufficienti a stimolare la fantasia. Ma arriveranno? Certo. Sì? Certo. E riusciremo a spenderli tutti? Quello dipende per arrivare, arrivano. Sì. Arrivano se tu presenti i progetti idonei. L'Europa è sempre stata così. Cioè, quelli che si stupiscono, ma io ho trovato dei politici che mi permetto di definire deficienti, che facevano affermazioni di questa natura. Non sono diventato cinico, ma realista. Sai, dopo i soldi bisogna restituirli. Scusa, e i soldi vanno sempre restituiti. Chi te li dà? Appunto. E quindi l'Europa dice, siccome l'Europa è molto rigida, noi siamo da 20-25 anni, sono più i soldi che non spendiamo, che non quelli che spendiamo. Perché? Perché l'Europa vuole delle caratteristiche particolari. Non la scuso per il termine, la meridionalizzazione del contributo a pioggia. Le risorse infrastrutturali sono risorse se fai l'infrastruttura, non se dici se la fai, approvi un ordine del giorno e poi non la fai. Quindi noi dobbiamo attenerci a questo, diventeremo un paese adulto. Perché sarebbe ora, certo, perché per esserci ci sono e come? Sono nel bilancio, sono previsti, anche perché servono, solo che devono servire ad un circuito, per mettere in moto un circuito virtuoso che crea posti di lavoro, non che crea le condizioni per non creare posti di lavoro. Ecco, l'ultima domanda, ma la nostra classe dirigente, non solamente politica, ma soprattutto i dirigenti di aziende nazionali importanti, eccetera, hanno queste capacità o cosa? Molti sì. Perché mi sembrerebbe che i nostri sono più adagiati su un privilegio politico per essere in certi posti, non c'è la meritocrazia che ci sono in altri paesi. Le aziende di Stato forse, le aziende private no, perché forse è un luogo comune questo, che la politica entri dappertutto. Sai, la politica, se uno non guadagna, la politica non è che ti riempie lo stomaco, se no. Questo e quindi va che forse è un luogo comune. Sfuggi anche tu all'elemento del qualunquismo. No, perché tu sei un ragazzo intelligente, non puoi cadere nella trappola del qualunquismo. Scusami Renzo. Con questa tirata d'orecchie. Con quella bocca può dire ciò che vuole. Ti ricordi che diceva così? Sì, sulla cosa la Turbans era Virnalisi. Bravissimo. Vedi che nella storia non mi trovi mai incastrato. No, anzi, però vuol dire che non siamo più giovanissimi. No, non siamo più giovani. Alla vostra, buona giornata. Alla vostra, dopo la tirata d'orecchie.